Buonasera a tutti ragazzi, quindi poco fa stavo vedendo un video su Earth Live, quindi un altro canale come il mio, quindi che si parla di fenomeni strani, UFO e tutto altro, quindi in questa diretta questo diceva che si sentiva anzi un rumore assordante che diceva restate a casa, queste cose qua, però ragazzi sinceramente ho domandato in diretta più volte dove era, ma non mi ha mai risposto per dire dove stava questo rumore. Ciao Luca, buonasera. Quindi diciamo che tante persone, non lo so se sia il caso di questo, ma però tutti quanti adesso fanno tutta sta apocalisse, i rumori nel cielo, così, così, però a finale poi non dicono nulla. Io, questo canale Earth Live, che sta su YouTube come me, io ho detto, ma scusami, questo rumore, questa cosa che sta avvenendo nel cielo, questi messaggi, come ne vuoi chiamare tu, ciao Alfonso, dove, da dove provengono? Anche perché lui stava in diretta, quindi si presuppone che più o meno dove abita lui, quindi, però purtroppo ragazzi, nulla, non dice nulla, non risponde a nessuno, dice solo questi rumori sono un avvertimento così, così, ma qua ci vogliono le prove ragazzi, cioè non è che io mi metto a fare un video e poi senza le prove, buonanotte, quindi posso dire sta arrivando la fine del mondo, buonanotte, però un minimo di prova la devi dare, quindi io avevo chiesto più o meno in che parte d'Italia si trovasse. Ciao Francesco, buonasera. Quindi Marco mi aveva mandato questo qui di Earth Live che diceva che questi rumori stavano nel cielo, chissà cosa sta accadendo qui, là, sopra. Però quando gli poni la domanda, scusami, in che parte stai registrando? Adesso se qualcuno mi dice, Giuseppe, ma tu dove stai registrando? Sì, sì, Alfonso, io ti dico, guarda, io sto di fronte alla lungomare di Salerno, questo è il cielo di Salerno, quindi qualcuno di voi può andare a controllare, qualcuno semmai che è di Salerno dice Giuseppe, ma guarda, pure io sono di Salerno, ma qua non ci sta nulla, quindi io volevo che mi diceva, guarda, io sto a Piacenza, che ne so, io sto a Milano e ci sta questo fenomeno insolito. Perché senza offesa io ho un sacco di amici in tutta Italia, quindi potevo tranquillamente verificare se in quella zona veramente stava accadendo qualche cosa. Sì, sì, l'ho visto, Francesco. Se ci stava accadendo qualche cosa di insolito, cioè, è facile, pure io metto adesso un sottofondo. Sì, sì, la chat era dal vivo, Paola, però non mi ha detto in che parte dell'Italia era, capisci che voglio, ciao, avvocatella. Cioè, io voglio dire io, dimmi dove, quando ho detto a Earth Live, che c'ha un canale anche lui di cose soprannaturali, ho detto in che parte d'Italia è. Non ha risposto. Cioè, io potevo chiamare qualche amico che abita a Genova, che ne so, a Milano, a Torino, in qualsiasi parte d'Italia, perché ringraziando Dio ho girato tutta l'Italia, quindi conosco tanti amici che abitano in tutta Italia. Quindi, che ne so, se stavo in Friuli Venezia Giulia, chiamavo Avvocatello, Avvocatello, senti qua. Oppure, ciao, ciao Amelia, oppure se succedeva a Genova, chiamavo un amico di Genova, a Torino o Milano. E invece Earth Live si è limitato solamente a dire questo suono apocalittico nel cielo, qua, là, però non ha detto dove. Cioè tu stai facendo una diretta e non sai dove stai. No, poco fa Marco mi ha mandato una diretta di Earth Live, un canale come il mio, un YouTubers come me. No, stavamo parlando di un canale di YouTube che parla di cose strane tipo come me. Quindi ci stava un rumore nel cielo assordante, tipo roba UFO, sta roba qua. E io ho domandato in diretta, tutti quanti poi hanno detto ma dov'è? E lui non si è limitato a rispondere. Sì, sì, avvocato, io ho risposto, ho detto scusami, ma mi puoi dire la zona esatta dove sta avvenendo questo fenomeno, no? Così io mi sarei informato e avrei detto sì, Earth Live ha ragione, che cosa ci sta di male? Io non so geloso se uno ha 80.000 iscritti, se uno ha 100.000 oppure qui. Sì, sì, allora io ho detto guarda, mi puoi dire gente in me della zona dove stai facendo questa diretta? Adesso se tu mi dici Giuseppe, questa diretta dove sta? Io ti dico guarda, stiamo di fronte al lungomare
e buonanotte, si vede, no? Ti dico dove la posizione esatta ti posso dare. Roberto Mazzetti, ad esempio, a Matierno, no? Ti dico dove abito e dove sto registrando in questo momento. Quindi di fronte ci sta la lungomare, questa è la montagna di Amalfi dietro. Quindi cosa ci sta di male? No, Amelia, sì, però mettono, sai che cos'è? Tutti quanti stavano guardando, dicendo, facendo questi rumori apocalittici, è arrivata la fine del mondo, ciao Rosa, sono arrivati gli extraterrestri, sono arrivati qua, cioè, pur di far visualizzazioni, questi veramente fanno di tutto, anche perché era una diretta. È un conto quando io faccio un video e dico, ragazzi, come quelli di oggi, ho visto un video, come avete visto pure Avvocatella, dove ci sta quella porta, avete visto, pure Avvocatella l'ha commentato, ci sta quella porta che sembra una porta verso qualche mondo parallelo, qualche cosa così. Ciao Ivana. Quindi diciamo che è un'ipotesi, ho messo pure il video, quindi ho messo il video di quella porta, a parte la fotografia diciamo iniziale. Quindi ho messo il video, poi non lo so veramente se sia un portale oppure no, però ho messo il video, vi ho fatto vedere che esiste quella cosa e buonanotte. Quindi sì, poi che ne so, può darsi pure che sia, però avete visto com'è è perfetto quel cerchio, quindi non è di natura naturale, cioè che la natura avrà fatto quel coso rotondo perfettissimo. Non dico che sia una prova, però ci sta un video. Poi è stato girato pure recentemente fa, quindi 3 aprile mi pare 2020. Quindi diciamo una mezza prova ci stava. Io ho domandato semplicemente questi rumori. Sì, sì, avvocato, io ho domandato questi rumori in che parte li stai registrando? Perché quella era una diretta, non era un video normale. Beh, però è un fake per parte mia, non può essere altrimenti, se no avrebbe detto, guarda, io sto registrando a Salerno, a Genova, a Milano, a Palermo e ci stanno questi suoni nel cielo strani. Cosa ci sarebbe di strano, no? A dire, guarda ragazzi, sentite qua che sta succedendo. E invece no, non mi ha risposto proprio, quindi ho detto, boh. Sì, sì, Paola, sì, però mettere tutte queste cose allucinanti di buio, le famose predizioni di Nostradamus, queste cose qui, che non dico che siano vere al 100%, perché io lo ripeto, io metto la notizia, non è che io sono certo. Quindi anche pure la Madonna che è apparsa, ragazzi, io l'ho sempre detto, io metto la notizia, però non posso assicurarvi che veramente quella era la Madonna, cioè la figura. Sì, sì, Amelia, la figura sembra la Madonna, però io non posso dire è la Madonna, ragazzi, perché pure io sono scettico. Allora, la figura a primo impatto sembra essere la forma della Madonna, però non posso dirvi, ragazzi, è la Madonna. Sì, avvocate, perché questo video che io mo ho visto si sentiva un rumore proprio come qualche cosa di pesante, diciamo, nel cielo, con delle parole pure. Ho detto, vabbè, ma io ho scritto, scusami, ma in che parte del mondo è? In che parte d'Italia è? E non l'ha detto, cioè, scusami, se tu fai un video, no? Adesso io vedo un UFO, no? Scrivo, ragazzi, UFO avvistato, ecco qua sto registrando un UFO, no? Brava, l'erba, troppi bomboloni si fanno, secondo me. Allora sto registrando un UFO e uno mi domanda, Giuseppe, ma dov'è? Io ti dico Salerno, no? Sì, sì, Franci, saranno i bomboloni, forse, non lo so, erba scaduta. Io vi dico, ragazzi, io sto registrando di fronte alla lungomare, sto a Salerno. Cosa c'è di male, no? Come quando ho fatto il video dell'UFO, no? Voi sapete che io l'ho registrato qui dove vedete adesso, mo. Quindi qua ho visto quella cosa strana. Mo lascia stare, può darsi che non era un UFO, è un UFO, non lo è, non lo è. Quella cosa strana io l'ho registrata a Salerno di fronte alle montagne della lungomare. Quindi non è, è un mistero. Quindi perciò dico, scusami, tu stai facendo una live, dimmi il posto qual è. Oh no, Eva. Oh no, devo pensare che qua veramente troppi bomboloni fanno male. Fanno vedere i mostri, non lo so. Vabbè, ho capito che ho 44 anni, pure io a 20 anni facevo i bomboloni, ma non facevano questo effetto all'epoca.
Oh no, Franci, pure a 20 anni, pure io sono stato ventenne, ma i bomboloni non mi facevano questo effetto qua a me. Sì, sì, ma ci saranno pure avvistamenti e tutte cose, però questo qua, vabbè, ma 20 anni fa, Ivana, era sicuramente meglio di oggi, quindi mo è tutta schifezza. 20 anni fa, io ho 44 anni, se parlo di 20, quando avevo 20 anni, quindi stiamo parlando di 24 anni fa, quindi sicuramente non è la roba di mo'. Bravo. Quindi diciamo che non lo so, ma io perché Marco mi ha mandato il video, Giuseppe corri, corri, e ha detto vedi che stanno gli UFO, io sono andato sul canale a vedere sta cosa poi, perché io sono curioso, vado a vedere pure gli altri canali, non è che io ho fatto 44 a febbraio, quindi classe 76. Sì, sì, hai visto, quello è perfetto. In effetti io ho messo pure il video. Il video è stato registrato il 3 di aprile 2020, quindi è recentissimo. Mo' può darsi pure che non sia un Barola, dice tu, in Piemonte. Può darsi pure che ragazzi sia qualche altra cosa, però il video ci sta. Il cerchio è perfettissimo come avete visto nel video che ho messo nei commenti. Quindi poi non lo so, può darsi pure che sia così. Ciao, grazie. Però perlomeno una prova ci sta, il video ci sta. Quindi mo non lo so, può darsi che lo sia oppure non lo sia. Però una mezza prova ci sta. Invece questi mettono tutte queste cose e poi al finale non si sa mai dov'è. Mo ad esempio io ho detto scusa, sta registrazione in live dove la stai facendo? No? Ad esempio mo se qualcuno mi dice Giuseppe ma dove stai? E sto di fronte a casa mia. Cioè, è normale. Eh sì, Amelia, ultimamente la linea va, viene, secondo me perché tutti stanno a casa e diciamo stanno tutto, ci sarà sicuramente un sovraccarico di internet a finale. Immagina tutti che stanno, ciao, grazie. Ci sarà un sovraccarico di internet a finale, ma tutti quanti stanno giustamente attaccati a internet. Vabbè, a parte che sto in prigione, ragazzi, questo è poco ma sicuro. Vedi, ha detto ragazzi mi raccomando a Pasqua restate a casa e che ne so arrosto mi metto a arrostare il carciofalo qua fuori frangino metto i carciofi ad arrostire fuori alla finestra io faccio tolgo il telone qua e arrosto sì sì ragazzi io c'ho il telone qua no sopra la mia testa questo è un telone che devo togliere perché è troppo vecchio guardate c'è un telone che devo togliere assolutamente solo che deve venire il tecnico a toglierlo anche perché si deve fare da esternamente, quindi e chi lo toglie? E chi ci pensa di andare qua fuori? Quindi diciamo una volta alzato questo coso posso arrostire perché sto in terrazza sopra, diciamo come qua, come il tetto che vedete, quindi però con sto coso sopra qua, vabbè lo chiudo e arrosto, non mi perdo di coraggio al finale, Faccio il carciofalo fuori la finestra, Francesco, a Pasqua. Torta vegana con la farina di riso e mele. No, non stiamo bisticciati con i vegani, Ivana. No, la maggior parte qua è cannibale, no carnivoro, cannibale. Diciamo io, Avvocatella, Francesco, siamo quasi carnivori, per non dire cannibali. Sì, grazie, a mia mamma ha già fatto i pastieri grani, già sta elaborando. Già fatte 3 pastieri di grano. Il mare pure si vede, ragazzi, qua. Torta vegana, vedi, avvocatella subito di avvocatella. Non è per noi, è vero, avvocatella. Sta parola vegana non mi piace tanto a me. È di brutto auspicio. È come il film. Oh, è come il film, ti ricordi, avvocato, del film di Totorino, no? Quando dice Falcone, no, no, questo nome non mi piace, di brutto auspicio, così è. Io mangio brontosauro alla brace, sì, sì, sì. E fai buono.
sarà pure buono, però a finale una bella bistecca alla fiorentina sui carboni. Per l'amor di Dio, ognuno può fare che vuoi. La preferisco a qualcosa di vegano. Quindi abbiamo l'amico conigliaio qua. Abbiamo l'amico Francesco che è un è un comprare un po' d'agnello oppure capretto, ma vediamo che cosa trovo. Quindi sicuramente andrò giovedì perché secondo me sta troppo casino poi venerdì e sabato, quindi vado giovedì a fare la spesa. Quindi spero di trovare un po' d'agnello per farlo arrostire. No, no, voglio fare un po' di agnello arrostito sui carboni, quindi prendo una piccola brace, quelle là che si usano e buttano, usa e getta, e la metto qua sopra, fuori alla finestra. Alzo il telone qui che è tutto scassato, che lo devo togliere prima o poi, mo che finisce sta quarantena lo faccio togliere. Però lo posso chiudere, quindi arrosto qua fuori, quindi che me ne importa, sopra di me non ci sta più nessuno, quindi è buonanotte. Non comprare cane e gatto, no, non ti preoccupare, Francina, accatto canaiotto. Pigliava la sera. No, grazie, ho visto al supermercato ci sta una brace busa e getta che si può appoggiare anche sul davanzale della finestra. Uso quello lì, alzo il telone qua della casa e arrosto qua fuori, che me ne importa, tanto sopra non ci sta nessuno. E faccio un po' di carne arrostita, capretto, agnello, ma vediamo che cosa trovo. Quindi giovedì direzione macelleria. È cinese. Sì, sì. Francesco, non vuoi mica di mangiare la gatta, allora. Mo dice Francesco, dice mi mangio il capretto e poi si mangia la gatta. Francesco, dopo Pasqua voglio la foto, anzi la diretta della gatta, eh. Voglio vedere se la gatta è viva ancora, quindi meglio che la fai dopo Pasqua mi fai la diretta della gatta. Quindi ho la foto già della gatta che mi ha mandato, quindi mi rifai la diretta per vedere se la gatta è ancora viva. Non è che da mangiare a pace. Mio figlio non si tocca. Vabbè, comunque dopo Pasqua mandami il video. No, ma a molti, guardate, a molti non piace, pure mia mamma non gli piace il capretto, agnello. È l'unico maschio, tiene ragione, sta in mezzo a tanta femmina. Mamma mia, che bella Pasqua e Pasquetta. No, la cosa è bella che stamattina ho fatto pure la previsione del tempo, quindi no, hanno detto anche che Pasqua e Pasquetta forse saranno belle giornate, proprio a schiattiglie proprio, questo è proprio un dispetto ragazzi, cioè Pasqua e Pasquetta e questa settimana sarà col sole, guarda caso, che ciorta. Cioè, ogni volta a Pasquetta c'è sempre intossicata la giornata che pioveva, oppure a Pasqua era maltempo, ma quest'anno... Sì, sì, ma pure qua, Francesco, il segnale ogni tanto va, viene, eppure io ho 100 giga di internet, ho la connessione più veloce di Tim, eppure vedi, cade la linea ogni tanto, quindi vedi quante persone stanno collegate su internet che salta la linea a tutti. Io ho la fibra, eppure vedi, salta ogni tanto. Io quando carico un video ci metto 3 secondi, ad esempio, no? Eppure a volte vedi, cade. Secondo me a Pasqua pure parecchi scemi escono, grazie, sono convinto. Stavano andando sulla lungomare a pigliare l'aperitivo, eh, l'Aperol Spritz e tutto il resto. Sì, sta a vedere a Pasqua, già l'ha detto De Luca, ha detto a Pasqua blindo Salerno, ha detto. Quindi vedi quante multe arrivano mo a Pasqua, a Pasquetta. Già oggi l'ha detto durante una diretta che a Pasqua e Pasquetta è pieno di carabinieri, ha detto, vedi che succede a Salerno? Ma penso in tutta Italia, a parte Salerno. Tanti, come si dice, i scemi stanno da tutte parti, non è che stanno sulla Salerno, a Napoli o a Milano. Quindi, a voglia. Come si dice, la mamma di scemi è sempre incinta. Quindi pensa quante persone.
Sì, sì, già l'ha detto, oggi ha fatto una conferenza, la stavo sentendo su Facebook, ha detto Pasqua e Pasquetta blindato. Sì, sì, già mi immaginate Luca a Pasqua e Pasquetta, sta con lanciafiamme in coppa a lungomare. Come disse la ragazza, le spengo io le candeline, anzi no, come disse, no, le accendo io le candeline con lanciafiamme però. Che è sto cielo rammusciato, avvocatella di a cucinare, per niente mo deve incominciare a elaborare cosa mangiare stasera. Vabbè ragazzi, dai, vi saluto a tutti, ci sentiamo alla 21 per l'aggiornamento del coronavirus. Vediamo come sta messa la situazione. Speriamo che stasera miglioriamo un poco rispetto a ieri. E ci sentiamo più tardi. Ragazzi, non vi scassate perché mo viene Pasqua, quindi mantenetevi leggeri. Quindi non vi rompite. E ci sentiamo dopo alle 21 ragazzi e vediamo a che punto sta la situazione qua. Mi sa che scimo a settembre qua. Il bagno me lo faccio in casa. Insalatina per stasera. Quindi già Ivana sta vegana e light. Sì, sì, a ma non è la linea che va e viene, quindi sarà forse perché sono troppi che stanno collegati adesso su internet. Ma tutti quanti, ti immagini a casa, tutti con Facebook, YouTube, tutti quanti, mo ci sta un sovraccarico al finale. Vabbè ragazzi, dai, ci aggiorniamo alle 21, vediamo che sta succedendo, che è successo perlomeno e speriamo che diciamo qualche notizia un po' migliore. Brodo vegetale con curcuma e all'olio, grazie buono, grazie. Pure io sto facendo brodo vegetale con curcuma, zenzero, pepe nero e alloro. Sto facendo tipo una bomba, grazie più o meno. Quindi ho fatto tipo un decotto bomba naturale. Quindi butto giusto 50 grammi di pastina. Ho messo cipolla, sedano, zenzero, curcuma, alloro e pepe nero. Come una bomba. E giusto 50 grammi di pastina piccolina. Quindi, perché oggi ho mangiato veramente, mamma mi ha dato un polpettone con le patate. Ho mangiato quello solo senza pasta e quindi la mangio stasera. Quindi diciamo che oggi ho mangiato il secondo, stasera un po' di pasta, ma giusto per metterlo in questo decotto. Quindi non posso stare da Elena. Vabbè, Elena lo sa, al finale basta guardare gli iscritti, no? A me sono 79.000, quindi non credo che il mio fake abbia 79.000 iscritti, quindi basta andare sul canale e vedono che non sono io al finale, quindi è facile. Ah, nome di grazia andavo. È pazzesco, vabbè, se ne accorge al finale comunque perché grazia pure c'è gli iscritti, quindi si vedono le due grazie, qual è la falsa e l'originale. Ragazzi, vi auguro buona serata, quindi ci sentiamo alle 21 e vediamo come sta la situazione. Un saluto a tutti.